ritrovati a Effetto Friuli Giovani. Allora, terza puntata. Oggi parleremo di impegno politico, di cittadinanza responsabile. Per farlo con noi ospiti in studio Matteo Lugano, insegnante ma che ha all'attivo anche un'esperienza politica del suo comune che è Pasian di Prato. Al suo fianco Luca Negro, presidente dell'associazione Corima di Cervignano, Mathieu Scialino, presidente dell'Arci Udine Pordenone e infine un gradito ritorno Giuseppe Beltrame, che è stato 2 anni fa uno dei volti di Effetto Friuli Giovani perché è stato parte della consulta degli studenti di Udine, che, lo dico a chi ci segue da casa ma anche ai nostri ospiti che per la prima volta partecipano a Effetto Friuli Giovani, sono gli autori in un certo senso di questa trasmissione, perché i temi che discutiamo nelle puntate li hanno scelti loro durante le loro consultazioni e riunioni. Nel pubblico, vedete, ci sono tantissimi ragazzi, sono ragazzi degli studenti delle scuole superiori di Udine e provincia, e con loro insomma andremo un po' a sondare questo argomento che sembra spinoso, però il professor Martin, che è sempre attivo in prima linea nella preparazione di queste puntate, ha sottoposto in maniera del tutto anonima un piccolo sondaggio ai suoi studenti per capire un po' che approccio hanno con la politica, l'impegno, senza ovviamente entrare in un discorso di partiti e quant'altro, e ha sondato un po' le cose partendo da una proposta che già da un po' diciamo viene sostenuta, in un certo senso una proposta bipartisan, perché tanti sono i sostenitori quanti sono diciamo, i contrari, ovvero quella di anticipare il voto da 18 anni a 16. Allora, nel piccolo questionario del professor Martin la risposta è stata, ovviamente non è un sondaggio scientifico e tutto quanto, però la risposta fa un po' riflettere, perché la maggior parte dei ragazzi ha risposto no, assolutamente noi non ci sentiamo pronti per votare già a 16 anni, anzi alcuni hanno messo in dubbio di esserlo anche a 18. Allora io volevo partire un po' da qua, chiaramente anche il nostro non è un campione rappresentativo, però volevo andare per alzata di mano, come vi ho detto prima, non abbiate paura, è solo una innocua alzata di mano a chiedervi chi di voi sarebbe d'accordo nell'anticipare il voto da 18 a 16 anni. Nessuno. Tu, Orestes, ma tu puoi già votare, sei già, o è per quello. Quanti di voi hanno già votato invece o hanno gli anni? Beh, diversi. Ok. E allora, chi ha il microfono, vediamo un attimo di partire. Max, una domanda secca a te perché sei a portata di tiro, diciamo. Perché tu sarei contrario o saresti contrario? Quanti anni hai innanzitutto, che non ricordo? Ok. E perché saresti contrario? Cioè 2 anni fa non ti saresti sentito pronto e adesso invece a 18 anni sono cambiate le cose, secondo te? Beh, perché adesso innanzitutto seguo di più. Cioè, come sta andando la politica o cose del genere. Prima invece, cioè, per dire la verità, non mi interessava. Quindi diciamo il passaggio alla maggiore età in un certo senso, poiché in realtà non mette in discussione solo la possibilità di voto, ma tutta una serie di responsabilità e quant'altro, in un certo senso responsabilizza. Sì, un po' sì. Passa il microfono vicino così facciamo un piccolo giro. Tu invece anche tu non sei d'accordo, cioè nessuno di voi lo è. Perché? No, diciamo che i ragazzi di 16 anni, secondo degli studi, non sono totalmente consapevoli delle decisioni che prendono, perché se no non avrebbero deciso di dare la maggiore età ai 18. Quindi secondo me è anche per quello, c'è uno studio, ci sono delle ragioni insomma, sì, esatto, anche sociologiche sì, o quant'altro che stabiliscono questo limite. Esatto, secondo me è quello. Altri microfoni dove sono? Dov'è l'altro secondo microfono? Chi ce l'ha? Ecco, Marco, tu? Hai il microfono? Grazie. Sì, allora, alzati in piedi perché così ti riprendono meglio. Cioè, anch'io sono del parere che il voto vada ai 18enni, non di abbassarlo, anche perché non vedo questa grande informazione o informazione positiva a 16 anni, nel senso che se a 16 anni se già a 18 siamo ancora con la testa un po' fra le nuvole, figuriamoci a 16. Cioè, tu dici siamo nel pieno dell'adolescenza, esatto. I pensieri sono altri. C'è chi più e chi meno, però
Secondo me sì, 16 anni è presto, Presto. per votare. Grazie. Ripetimi il nome che sai che... Francesco del Malignani. Allora, Tu cosa ne pensi? Sintetico. sintetico, allora, secondo me, dato che comunque in precedenza l'età di voto era 16 anni, ma si parla dei tempi del Regno d'Italia, poiché di fatto l'età lavorativa, l'età in cui i ragazzi entravano a lavorare era quella, poi è stata alzata perché di fatto comunque... Io ero rimasta ai 21, Sì. Siamo andati ancora più indietro nel Sì, tempo, sì, sì, no? Tipo ancora- molti, no, forse i genitori vostri ancora no, però, inizio insomma. Novecento, però nel senso con l'andare avanti del tempo l'età lavorativa si è alzata a 18, quindi secondo me al giorno d'oggi, dato che non è più necessaria né la licenza media, cioè Sì, un titolo di studio minimo. né per- la licenza media né il diploma per lavorare, ma addirittura è necessaria una laurea, addirittura io sarei più d'accordo per alzarla l'età di voto. Poiché Ok. secondo me non è tanto cioè non è tanto l'informazione che fa un buon voto quanto la coscienza di quello che si sta facendo. Infatti, non so come spiegarmi, nel lavoro, ecco, cioè No, ma lavorando. ti sei spiegato bene. Quanti di voi sono, adesso vi passo anche la parola, quanti di voi sono d'accordo con questa ipotesi, idea di Francesco? Alzati, beh, ecco, trova più accoglimento dell'ipotesi a 16 anni. Io vorrei solo dire questo, che personalmente ritengo che sia sbagliato dare la possibilità di votare ai 16 anni. Io ne ho 15 di anni, quindi cioè io se potessi votare sarei contentissimo, però ritengo che non sia giusto in un certo senso dare la possibilità di voto ai 16 anni. Perché? Perché secondo me i 16 anni non hanno ancora una precisa idea politica, non hanno ancora una loro posizione in merito a tantissime tematiche e spesso loro prendono posizione per sentito dire o magari per quello che gli dice l'amico, il genitore. Anche a 18 secondo me è presto per molte persone. Perché? Perché c'è il rischio che si voti non perché ritengo quella persona lì, quel leader politico lì in grado, ma perché mi piace. È una cosa che succede spessissimo, stiamo vedendo che succede. Secondo me, tornare come era nel 1946, quando fu dato per la prima volta la possibilità di votare alle donne, tornare a 21 anni non è un'idea sbagliatissima. Può trovare un accoglimento più o meno gradito, può essere contrario a molte persone, però è giusto che chi va a votare sappia cosa votare, sappia come votare, sappia perché votare. Abbiamo comunque, si può vedere, sempre meno gente che va a votare, sono dei dati questi, sempre meno Sì, dal infatti una delle ipotesi 1946. era se allarghiamo, diciamo, la platea di voto, magari coinvolgiamo Infatti i da giovani. questo punto di vista bisogna spiegare di nuovo alle persone perché è importante votare, spiegargli che cos'è il voto e perché è un diritto così importante che abbiamo ottenuto in centinaia di anni di lotte. Grazie. Allora, Matteo Lugano è giovanissimo, io l'ho scambiato per uno studente, in realtà è un insegnante, come vi dicevo, ha pochi anni, insomma, una decina d'anni più del ragazzo che ha parlato adesso, e ne ha 26, sveliamo l'età anche, non penso di peccare, sono cospicui, no? quindi si possono dire. Di galanteria. E dicevi prima, commentando uno degli interventi, che sei d'accordo. Ero d'accordissimo col ragazzo del Malignani, non perché sia del Malignani, scuola che ho fatto anch'io, ma Non per partigianeria. per la allora. profondità dell'intervento, perché credo che comunque il fatto di avere un lavoro, il fatto di guadagnarsi quel qualcosa che si ha in tasca, metta nelle condizioni una persona di poter scegliere chi deve amministrare il comune, la regione, lo Stato cui tu appartieni, no? Quindi tu lavori, tu ci metti del tuo, tu ti guadagni il pane e forse questo è ciò che ti, In un certo senso ti aiuta, responsabilizza. ti responsabilizza nella scelta, no? Come negli acquisti, io faccio sempre un esempio, insegno a scuola, quindi ai ragazzi come voi faccio un esempio, no? Se io a 16 anni decido di comprarmi un telefonino da 1.000 euro e me lo paga mio padre, quei 1.000 euro non sono miei, me li ha dati mio padre, no? Quando cominci a guadagnarti il primo stipendio, probabilmente ci pensi 2 o 3 volte prima di spendere un intero stipendio nel comprarti l'iPhone, capito? Quindi il fatto di guadagnarsi il pane, secondo me, è ciò che ti permette anche di valutare l'andamento dell'amministrazione, di poter scegliere meglio chi deve decidere per te a livello amministrativo.
Tu Quindi poi hai sono fatto anche una d'accordissimo. scelta di campo, insomma una scelta di vita, perché tu ti sei anche candidato, quindi insomma hai deciso più che mai di metterti in discussione Sì, e di esatto. soprattutto attraverso l'impegno politico di mettersi a disposizione della propria comunità, che è anche questa una scelta maturata comunque giovanissimo. Sappiamo che insomma la politica, sì certo si comincia a farla da giovani, però poi si parla sempre di una politica un po' âgée a livello nazionale, no? Quindi insomma è una scelta particolare. Vero anche questo, infatti io mi sono laureato a marzo del 2019 e nelle elezioni del maggio già ho partecipato con una lista all'interno del comune. È stata una decisione che diciamo non dico assolutamente non improvvisata, perché volevo tentare di mettermi a disposizione della comunità. Comunque, non per falsa modestia, ma un laureato che si impegna e mette le sue competenze, seppur minime e seppur ancora giovane, però a disposizione della comunità, secondo me era una cosa importante da fare. E quindi mi sono candidato. Poi è stata un'esperienza bellissima, al di là del risultato, perché proprio entrare a contatto con le persone del gente, paese, no? con la gente. Ricordo un episodio bellissimo, ero sabato mattina fuori da un negozio di Pasian di Prato e mi intrattenevo con delle signore che venivano a fare la spesa per Insomma in piena campagna elettorale. in piena diciamo. campagna elettorale, esatto. E queste signore qua, vedendomi con gli occhi della nonna che guardano il nipote, mi regalavano le caramelle durante la campagna elettorale, è stata fantastico. Immagino, in realtà diciamo che sicuramente colpisce anche l'etano, c'è fiducia anche da parte di un elettorato non giovanissimo nel vedere che sono i giovani finalmente che Mi dicevano che avevano più candidano. fiducia in me che in altri candidati del Esatto. comune. Quindi da una è parte stata una loro, i soddisfazione. ragazzi sono un po' timorosi e reticenti, però io penso che sia anche fisiologico, perché comunque anche nell'immaginario forse l'idea del voto, no? Luca Negro, è un po', cioè quel giorno lì è un po' un'investitura. No? Che compie 18 anni e va a votare. Io non ho potuto votare a 18 anni, ho dovuto aspettare un po' perché il compleanno è passato dopo la tornata elettorale, però insomma è una cosa che si attendeva tanto ai tempi. Certo, allora io invece sono un po' più di larghe vedute. A me piacerebbe, io condivido maggiore età voto, perché è un'acquisizione di responsabilità di quando uno appunto acquisisce la maggiore età e quindi si prende le sue responsabilità in tutti gli ambiti, no? Nel fare la patente, nel scegliere, tra virgolette, nel fare le sue scelte scolastiche, di vita e quindi anche nelle scelte di chi farsi delegare, anche se è un'eccezione che non mi piace a me, perché non mi piace votare e poi delego quella persona e basta. Mi piace più il cittadino che ti do il voto e ti sto vicino in tutte le tue, tra virgolette, cioè ti do la mia fiducia, ma ti sto vicino qualora tu ne avessi bisogno, insomma, a livello associativo, a livello di cittadino, eccetera. Allora Luca, ti fermo e facciamo una piccola pausa pubblicitaria e dopo torniamo a riprendere mi questo discorso. dire un'altra cosetta. Allora non cambiate canale, rimanete con noi. A Pubblicità. Eccoci. Allora, Luca Negro ci aveva lasciato sulle spine. No, niente, Prego. no, al di là di quello che dicevamo prima, sarei ulteriormente d'accordo. Allora, posso capire nei grandi sistemi, quindi nelle elezioni delle europee, nelle elezioni nazionali, però dalle regionali, ma soprattutto nelle comunali, io il voto anche a 16 anni sarei d'accordissimo, perché sono le scelte del vostro futuro e quindi voi dovete essere partecipi e dare il voto vuol dire votare quella persona lì o quella, poi parliamoci chiaro, nelle elezioni comunali mediamente sono fatti di liste, non sono tanto i partiti, no? Sì. È vero che dopo ci sono delle derivazioni e quello è un altro conto, però è più fatto delle persone e voi a 16 anni per le associazioni in cui fate, negli ambiti scolastici in cui siete,
avete dei riferimenti di persone in cui potete fidarvi. Giustamente lui diceva le persone, la signora anziana fuori dal supermercato si fidava più di me piuttosto che per partito preso, come qualcuno diceva prima. Le elezioni comunali sono quelle, è proprio un rapporto face to face con la persona, sia nei comuni piccolissimi. Certo. Che anche, Poi magari insomma, in Udine città. è un altro contesto perché magari ha dei borghi, ha Certo. delle circoscrizioni, Però comunque eccetera. diciamo che è un tipo di politica molto radicata È sul molto territorio, radicata, per cui chiaramente molto può capitare radicata. che ci sia il vicino di casa candidato piuttosto che appunto un altro conoscente, cioè è molto più vicina, ecco, diciamo, quella politica sicuramente anche Diciamo che ai bisognerebbe ragazzi. far comprendere bene, una volta si faceva educazione civica, no? Adesso siamo in bisognerebbe fase- far comprendere bene il voto di che peso ha, perché è fondamentale. Cioè, io sono un voto, non è male come logica, e fa comprendere un po', lo sperimentate voi magari in classe quando magari dovete leggere qualche cosa, Infatti. ed è un mio rappresentante. Avevi una domanda per loro? Sì, o- la domanda è se sareste proprio d'accordo nel votare invece anche a minore età i vostri rappresentanti nei propri comuni, no? Quindi se Nelle invece a livello nazionale, ok, più o meno l'ho intuito, ma se magari qualcuno Diciamo, quella politica un po' più effettivamente... vicina cambia un po', sposta un po' il parere. Andiamo sempre per alzata di mano. Chi è d'accordo con l'idea di, ecco, insomma, timide manine, però un po' si cambia la cosa, con qualche perplessità. Orestes, Io penso che io non sono d'accordo che sui sedicenni dovrebbero votare, perché non hanno un proprio lavoro, non sono come dire, indipendenti, perché esatto, non sono hanno indipendenti, un'indipendenza quindi lavorativa. non dovrebbero avere non hanno le loro responsabilità, quindi non dovrebbero neanche votare, secondo me. Insomma, abbiamo delle idee abbastanza chiare. Faccio un sondaggio sempre anche tra di voi. Allora, Mattia, tu cosa ne pensi invece? E qual è la tua esperienza magari anche? Ma io mi trovo un po' spiazzato, dico il vero, a sentirvi così contrari al voto di fatto alla vostra età. Questo perché, intanto perché voi tutti siete già stati chiamati a votare. Dal primo all'ultimo avete dovuto votare i vostri rappresentanti di classe, Infatti poi volevo cioè arrivare coloro anch'io a questo. i quali dovrebbero rappresentare le vostre istanze presso l'istituzione in cui vivete, cioè la scuola, in prima la classe e poi i rappresentanti di istituto e financo i rappresentanti della consulta provinciale. Pretendere di non riuscire a votare significa togliersi la propria responsabilità. Il concetto di cittadinanza che descrive Rousseau, quindi uno dei grandi fondatori del pensiero contemporaneo e della nostra società, era l'idea di un cittadino che non era un residente, non era qualcuno che abitava la città o il luogo, ma qualcuno che la viveva in maniera attiva e proattiva, cioè qualcuno capace di farla andare avanti, un elemento reale della società, una persona quindi che fa parte di un insieme. Quando dite non si hanno le competenze, non si hanno le capacità di analisi di quello che è l'informazione che ci arriva e quindi non riusciamo magari ad avere un'idea chiara, sì, può essere vero, ma non prendetevi la colpa. Spesso e volentieri un programma elettorale è qualcosa di estremamente complesso, come è complesso il mondo, però ricordatevi che, lo diceva Pericle ben prima di me, il cittadino deve essere in grado di giudicare chi fa politica, non fare politica. Chi fa politica deve avere delle competenze, delle conoscenze e anche un po' di coraggio, che riconosco a chi si candida, che sia un ruolo amministrativo, politico o di rappresentanza in genere. Il vostro compito è essere in primis in grado di giudicarlo, essere in grado di giudicare chi si candida e quindi delegargli parte delle vostre decisioni, anche se concordo con Luca, la delega deve essere attiva, non passiva, è qualcosa che ci si crea con volontà, non sono carte ignote. Avete tutti la fortuna di frequentare una scuola superiore
che è già un alto grado di istruzione nella storia dell'umanità e avete decisamente molte informazioni. Certo, bisogna avere gli strumenti per cogliere queste informazioni, per filtrarle, ma questi sono gli strumenti che proprio la scuola vi dà. Cosa rispondete a questa riflessione? Passa un attimo, facciamo parlare un po' tutti. Ce l'hai già, prego, alzati in piedi. Allora, lui è uno dei ragazzi della consulta. Io sono dello Zanon. Allora, ti chiami? Così Federico. Volevo dire solamente che, almeno a mio parere, quando noi votiamo i nostri rappresentanti, che siano di classe, di istituto o della consulta, almeno io la vedo con un livello di importanza leggermente minore di quando si parla di un'elezione a livello nazionale o europeo. Cosa intendo dire con questo? Cioè, per quanto il voto sia uno, il mio per esempio, o il voto di chiunque altro, a livello di istituto è comunque a livello di istituto. Quando si parla a livello nazionale o europeo mi sento un po' impaurito dal fatto che comunque si parla di grandi sistemi, grandi istituzioni. Tuttavia darei anche ragione a quanto detto, perché comunque una persona deve essere in grado di discernere, capire, cioè scegliere cosa vota, giustamente. Poi, ripeto, secondo me sono due livelli diversi, quelli scolastici e quello comunque un voto a livello nazionale europeo. Grazie. Beh, insomma, è un bel impegno anche quello scolastico. Chiaramente le proporzioni sono diverse. Giuseppe Beltrame ne sa qualcosa perché la sua esperienza felice all'interno della consulta l'ha portato oggi qui tra gli ospiti. Sei passato di grado. Insomma, la tua è stata un'esperienza positiva. Assolutamente. C'è un po' di emozione perché fino a 2 anni fa adesso vedo tutti i ragazzi qua e ero lì come partecipante, adesso trovarmi qui dall'altra parte è un po' emozionante. Un po'. Ero vicino a Oreste, era ancora di più la gioia. Secondo me ci sono 2 cose importanti da ricordare. Intanto il fatto che alla fine chi ha fatto più parlare di politica a livello mondiale negli ultimi mesi è una 16enne, quindi è una ragazza che ha la vostra età più o meno e di questo bisogna parlare, cioè Greta Thunberg a 16 anni ha fatto parlare di politica principalmente, quindi i giovani sono coinvolti all'interno della politica. Un'altra cosa importante è che bisogna guardarla anche dall'altro lato, dall'altro verso della medaglia, nel senso che tante volte sono gli stessi adulti che perdono fiducia nella politica. E i giovani quasi devono seguire o vedere delle persone che sono adulte e che non credono nella politica. E come fanno i giovani a credere nella politica se gli stessi adulti non credono nella politica? Questo è importante. Partono un po' sfiduciati. Esatto, dici, partono no? già sfiduciati. Anche perché chiaramente, come dicevamo prima, una delle agenzie è la scuola, però c'è la realtà della famiglia. Certo. E tante volte si sente dire tanto sono tutti ladri ed è finita lì, il discorso non parte neanche. Certo, un punto importante sul valore del voto ai giovani e sul lavoro, mi pongo un po' in controparte, nel senso che io mi rendo conto che tante volte i giovani hanno adesso senza veramente dire nulla contro, hanno una spigliatezza, una ricerca dell'ideale che è diverso rispetto a una persona che può avere un'età maggiore. Cioè sempre ci deve essere un rispetto per l'esperienza, per l'età che una persona può avere, ma il voto di un giovane dà una sorta di freschezza, se così si vuol dire, può votare, può riferirsi a un modo di vedere le cose che ha un altro livello. Beh, insomma, e se la società è fatta si vota per il proprio futuro. Esatto, anche, ma comunque se la società è fatta sia di giovani che di lavoratori che di studenti, è giusto che anche gli studenti partecipino, anche magari cercando, costruendosi il futuro, ma su questo punto è molto importante. Anche se no, come diceva Mattia, il rischio è quello di essere osservatori passivi, certo, però che subiscono. Certo, però anche noi facciamo parte di una società che deve essere partecipe, deve avere giusti partecipanti, giusti rappresentanti, ed è giusto quindi che ci sia un riferimento anche da parte nostra. Allora, tu hai citato Greta Thunberg, la conosciamo tutti perché l'emergenza climatica, ne abbiamo anche parlato qui nella prima puntata, però insomma è impossibile non conoscere lei, ma anche tante altre ragazze, soprattutto mi piace sottolineare il fatto che siano tante donne, quindi insomma anche questa è una cosa positiva, in prima linea, che si rivolgono ai politici, dialogano con i politici. Allora io volevo chiedere la differenza secondo voi tra impegno politico e proprio cittadinanza attiva, cittadinanza responsabile, che è un po' il perno che andremo a sviluppare in questa seconda parte.
Chi saprebbe spiegarmi la differenza? Allora passo la palla a Mathieu, visto che è un tema a te caro. Sintetico perché abbiamo 40 secondi e poi ritorniamo a ampliare il in realtà discorso. la grande differenza è tra il fare politica attiva e fare politica partecipata. Che però è una cosa un po' particolare. O fare ancora partitica, che sono cose ancora diverse. Qualunque azione che abbia un riflesso sulla società o sull'altro è fare politica. Fare la spesa è fare politica, scegliere i vestiti è fare politica, prendere o meno un mezzo pubblico è fare politica, fondamentalmente vivere è fare politica. Dopodiché, è vero anche che per fare rappresentanza politica, ovvero per rappresentare una comunità, il passo è un po' più ampio, bisogna avere delle competenze in più, bisogna essere in grado di ascoltare chi vota e riuscire magari anche a avere una visione del futuro, perché poi fare politica spesso e volentieri distingue dall'amministrazione da questo. Amministrare si amministra l'esistenza, fare politica si porta una società o un gruppo verso un'idea di futuro comune. Ok, allora noi ci fermiamo, piccola pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo in diretta. Sentivo che avete detto question time, sì dai facciamo fare un po' di domande, ce ne sono un paio, facciamo prima tutte le domande e dopo passiamo la palla agli ospiti. Alzati di nuovo. No, io vorrei solo dire una cosa su quello che è stato detto precedentemente. Io personalmente penso che ci sia poca fiducia nella politica e nei politici, come è stato detto precedentemente, che ve n'è poca, perché abbiamo visto, cioè hanno visto, perché noi non c'eravamo ancora, la maggior parte di noi, che già nel 94, in quegli anni lì, ci fu Mani Pulite e si venne fuori tutto lo schifo che c'era nella politica. Oggi non ci sono più quei partiti che duravano 50 anni, ci sono partiti che nascono, muoiono l'anno dopo, la legislatura dopo, e questo porta la gente a non credere più in un politico, perché dice questo io ho dato la possibilità di fare, adesso non fa più e dà una possibilità a un altro, e spesso anche questa cosa qua porta, quello fa una cosa, viene tolta dall'altro, questa la rifà e via così. Dall'altra parte, seconda cosa che vorrei aggiungere è che penso che fare politica, cioè la vita è fare politica, perché io quello che faccio devo farlo anche per chi verrà dopo di me, devo fare quello che faccio, devo fare delle scelte non per me, non devo essere a volte egoista, devo essere una persona che faccio scelte per chi verrà dopo di me. Non è che io devo votare una persona per dire alle regionali, alle nazionali, alle europee, perché darà a me qualcosa, a me sedicenne, a me quarantenne, a me ottantenne, ma devo votare qualcuno che possa lasciare ai miei figli, ai miei nipoti qualcosa che un giorno sarà migliore, lasciare un mondo migliore sia dal punto di vista ecologico, quindi non inquinare come stiamo facendo, ma sia dal punto di vista della cittadinanza, quindi lasciare un paese più bello per le persone che ci sono dentro, per le regole che ci sono dentro, per l'umanità che c'è dentro. Veloce, grazie Francesco. Allora, mi è venuta in mente una riflessione interessante su quello che ha detto precedentemente Mattia, ossia, è vero, siamo stati messi già adesso davanti alla possibilità di voto attraverso la possibilità di votare rappresentanti di classe, di istituto, di consulta, ma credo che questo sia anche parte del motivo della nostra sfiducia nel pensare di poter votare adesso, poiché proprio il fatto di essere stati buttati proprio ora a votare ha prodotto già dei risultati nefasti per la maggior parte di noi, poiché pensiamoci, nella maggior parte dei casi i rappresentanti di classe vengono eletti o per simpatia o per scherzo o per popolarità, o insomma cose che non c'entrano niente con la gestione della classe, verifiche eccetera, tirando su alla fine due rappresentanti che non rappresentano la classe affatto, per poi passare ai rappresentanti di consulta che non vengono presi quasi mai in considerazione, nonostante la consulta studentesca è un organo importantissimo, agli rappresentanti di istituto, che molto spesso i rappresentanti eletti finiscono per non fare nulla se non farsi pagare da locali vari per pubblicizzare sulle pagine Instagram di istituto feste varie che
ok, va bene, però noi non possiamo prendere seriamente una figura istituzionale in questa maniera. Insomma, tu comunque... dici, alla fine, insomma, sono voti dati un po' così. Ma non solo, perché alla fine c'è anche, oltre al fatto che si fanno pagare per queste cose, alla fine c'è anche il discorso delle felpe d'istituto sulle quali mettono accise imbarazzanti e finiscono per guadagnare 400 euro a rappresentante, si trasforma in una cleptocrazia. Ma questi sono problemi un po' tecnici che esulano anche dal discorso. Sì, ma è una cosa che noi percepiamo, è una cosa che noi tutti percepiamo e quindi alla luce di dei risultati del nostro voto, a dover votare invece a livello nazionale ci sentiamo spaventati ed è normale. Passiamo, chi è che ha il microfono? Altri? Marco, tu ce l'hai già il microfono? Ok. Allora, io avrei una domanda alla quale io ho una mia risposta, però ve la pongo per avere una sorta di condivisione. Ecco. La domanda è, secondo voi quali sono i luoghi in cui sarebbe bene informarsi sulla politica? Che ne so, può essere la famiglia, la scuola, le trasmissioni televisive, i giornali. Ecco, questa è la... Grazie. Voi come vi informate? Leggete giornali? Cioè tu personalmente, al di là della tua risposta, tu allora, segui in TV, ascolti? Allora, ascolto varie, perché mia mamma insomma mi ha detto quando sei a ridosso delle elezioni senti magari più campane per capire bene qual è per farti la tua idea. Esatto, qual è il tuo pensiero. E poi dopo che hai sentito più campane, hai letto più giornali, fai la tua scelta. Esatto, scegli tu. Perché ha detto questo è quello che mi ha insegnato a me il mio professore, quindi me l'ha trasmesso come cosa. Però ecco. Chi vuole rispondere? Con 3 parole? Sì, più siamo sintetici e più abbiamo spazio per parlare, sì, va bene. Risponderei non sui social. Ed era la puntata scorsa dove abbiamo sondato che... Però questa è una riflessione importante. Una riflessione che secondo me si concretizza nel fatto che il social, tu hai il feed di Facebook, scorri col dito e l'attenzione tua dura 3 secondi, ok? I temi politici, i temi amministrativi, ciò che riguarda la tua sfera, delle cose che ti interessano, non può essere riassunto in 3 secondi. Sono argomenti complessi, complicati, certe volte che esulano anche dalle competenze di chi si trova a dover discutere di quell'argomento lì, o meglio, chi si deve trovare a fare un'opinione riguardo quell'argomento, che non può essere discussa o riassunta in un'emozione che ti dà una fotografia o uno slogan o un post o un hashtag sul feed di Facebook in 3 secondi. Allora abbiamo anche altre domande. Ma leggo anche un contributo che arriva da casa. Ritengo che la coscienza civica abbia a che fare con la responsabilità, come ha detto il ragazzo Enrico, e questa manca anche a certuni anziani. La responsabilità si dà solo con l'indipendenza e oggigiorno è difficile esserlo indipendenti. Basti pensare alla venerazione verso marche, vestiti e tecnologie tra giovani e non. Questo era un intervento da casa. Invece c'è, prego, un altro intervento da qua. Sì, una domanda molto semplice per il professore che ha frequentato il Malignani. Allora, un'esperienza politica a livello comunale, secondo lei quanto può e se può aiutare poi a votare a livello nazionale o a livello europeo? Ma a livello personale mio, cioè come è cambiata la mia concezione di politica? Sì, esatto, come è cambiata la sua concezione dopo che ha vissuto questa esperienza a livello comunale, cioè è cambiato qualcosa e se sì, se l'ha aiutata poi a votare a livello nazionale ed europeo? Ma devo dirti che mi sono sorte molte più domande rispetto a quelle che avevo prima, no? Comunque, come dicevo adesso, sono temi complessi. Pertanto ti rendi conto che non è mediante un'informazione un po' superficiale che tu riesci a farti un'opinione concreta di quello che andrai a votare, no? Quindi ti fai ancora più domande ed è ancora più difficile. Anche perché è una macchina molto complessa e è una macchina molto complessa. Proprio a livello di amministratori poi si va, cioè amministrazione di un paese, di un comune, ci sono tutta una serie di cose, dinamiche, no, che entrano in gioco, di problematiche anche naturalmente e diverse sfaccettature. Max, hai una domanda per noi? Volevo fare una domanda al prof Lugano. Quale differenza c'è tra associazione, partito e movimento? Ma a 16 anni? 3 parole. No, lui ha già 18 anni ed è pronto al voto. Perché per meriterebbero tutti il voto dagli interventi della Posso partire dal grande e vado verso il piccolo?
Partirei dal partito, no? Nella mia concezione il partito è a livello nazionale un'organizzazione assolutamente strutturata, storica, con degli obiettivi da raggiungere, una gestione anche con un'inerzia molto grossa, c'è una massa, la massa partitica è una massa gigantesca, no? Difficile da smuovere. Passiamo al movimento. Il movimento, pensa ad esempio al Movimento 5 Stelle o al Movimento delle Sardine, sono dei movimenti che sono nati negli ultimi 5 anni, le sardine nell'ultimo anno, e riempiono le piazze, no? Una roba molto più dinamica, più fluida, meno organizzata, più comunque estesa anche a livello nazionale, no? Che diciamo che via via si struttura, ma che di fatto è più spontanea, meno più spontanea, legata nasce, cresce, evolve e o si spegne oppure diventa qualcosa di più strutturato e tende verso il partito poi. E l'associazione. Poi l'associazione, a mio avviso, si svincola dal concetto di politica, è assolutamente territoriale e la concezione dell'associazione non è fare qualcosa per ottenere un risultato o accedere a un certo livello di potere o amministrare una certa realtà, ma è mettersi a disposizione dell'altro, creare un'associazione di gente che condivide una sensazione, una volontà di fare qualcosa, in cui la gente partecipa però senza un tornaconto, si mette a disposizione degli altri, della comunità. Allora, dietro le quinte, politica. prima parlavamo proprio invece dell'importanza con Luca, ma anche con Mattia, delle associazioni, perché danno voce forse a quello che non è appunto, proprio perché per statuto sono anche alcune apolitiche, partitiche, danno voce a quelle che sono anche le problematiche sul posto, no Luca? E poi parlano con l'amministrazione o si rivolgono. Beh, diciamo che uno degli impegni dell'associazione, di qualunque associazione, magari esulando magari forse quelle sportive, no? Anche se io vengo da Cervignano. Beh, insomma, anche quelle... No, ecco, non lo so, comunque a Cervignano ci sono alcune associazioni sportive che non si preoccupano solo del far giocare bene, del vincere le partite, del fare, se vogliamo, comunità però con i loro soci, ma organizzano proprio delle serate su delle tematiche etiche, solidali, ambientali, e quindi vanno fuori dal loro recinto, che però danno un contributo magari alla comunità e alla cittadinanza nel comprendere le cose. Proprio vanno nel senso del mens sana corpore sano, cioè educhiamo non solo a vincere le partite ma anche a come sfruttare i social network, come affrontare magari situazioni che mediamente sono nel loro range, essendo giovanissimi. O anche l'inclusione, pensando poi a tutte eccetera, le tematiche eccetera, che sono legate proprio a questo tipo di... Gli altri input di alcune associazioni come la mia è proprio quella di stimolare l'amministrazione comunale, qualunque essa sia, su alcune tematiche che stanno a cuore dell'associazione. Ogni associazione ha delle mission. La nostra mission, per esempio, quest'anno, e credo che lo sarà in futuro, sarà quello dell'ambiente, e quindi noi organizziamo giornate ecologiche, raccoglieremo dei fondi per piantare degli alberi negli istituti scolastici, in modo tale da creare quella forzatura, se vogliamo, nell'amministrazione del perseguire questi filoni qua, insomma. Ok, pubblicità, ultimo spot e poi ritorniamo qui in diretta. Allora, ultima parte. Per chi è la domanda? Partiamo dalla domanda e dopo volevo far parlare Mattia. Domanda, devo esprimere quello che penso dell'età di voto. Allora, io penso che l'età giusta è 18 anni, perché a 16 anni, come avevamo detto prima, si è immaturi per poter votare, per rappresentare qualcosa di importante. E non dico perché penso che
penso sia poco importante il voto, anzi, appunto per questo io a 16 anni non penso che sono matura per poter votare una cosa così importante, mentre a 18 anni penso sia l'età giusta per votare perché si ha un riscontro con la realtà, perché appunto, come diceva prima, abbiamo la maturità, si ha la patente e si ha un riscontro più diciamo quotidiano della esatto, realtà, della di realtà. quello che anche Mentre per quanto riguarda il ragazzo che diceva di aumentare l'età di voto, io penso che a 18 anni, cioè no, perché c'è gente che a 18 anni non riesce, non può accedere all'università e magari accede già al lavoro e quindi privi il diritto di voto a chi lavora di già. Quindi diciamo rimaniamo sui 18 anni. No, non è una mia ignoranza, perché io che lavoro voglio avere una rappresentanza anch'io. Beh, questo è un discorso giustissimo. Mattia, tu... Ma a parte il legame voto-lavoro che trovo leggermente pericoloso, perché il lavoro non è qualcosa che si decide o su cui si può avere controllo pieno, l'età è una questione anagrafica, i 18 anni sono immaginati come età in cui si è fatto un ciclo scolastico, si è raggiunta una maturità. Legarlo al lavoro in un paese che ha una disoccupazione giovanile come la nostra è leggermente masochistico da parte dei giovani. Penso che debbano rimanere separate, anche perché uno studente universitario e un operaio che è andato a lavorare a 18 anni possono avere lo stesso grado di maturità, uno lavora, uno no. Tornerei però un attimo alla domanda che è stata fatta sulla differenza tra associazione, movimento e partito, perché ovviamente partiamo dall'assunto che un partito è un'associazione a fine politico. Partito e associazione hanno una definizione giuridica molto chiara, movimento molto meno, ma perché movimento, come è stato anche giustamente detto, non è qualcosa di strutturato, è qualcosa che accade. Dopodiché associazione e partito sono due realtà che si occupano fondamentalmente a piani diversi del mondo, non per forza di cose diverse. Io qui rappresento il comitato territoriale dell'Arci, che è l'antenna territoriale della più grande associazione d'Italia, nata nel 1957 e che conta 1 milione di soci in tutta Italia. Praticamente abbiamo il peso dei grandi partiti, ci occupiamo di politica a livello nazionale, andiamo ai tavoli di lavoro col Ministero, siamo accreditati come ente di formazione e via avanti. Dire che un'associazione è una realtà legata esclusivamente al territorio e che non ha un'espressione politica, scusatemi, ma sono pesantemente in disaccordo, proprio perché invece si fa politica sempre. Un partito ha l'ambizione di rappresentare i votanti, un'associazione fa politica nel senso che svolge la propria attività con una mission, quella mission è l'obiettivo politico dell'associazione, che quindi è condiviso democraticamente per statuto con i propri soci, ed è quel livello di politica, tra l'altro, che è il primo livello di politica a cui potete partecipare al di fuori dell'ambito studentesco. Prima ci sono certamente anche le associazioni studentesche che ahimè in questo territorio non sono particolarmente forti o addirittura quasi non esistono. Ma vi assicuro che laddove esistono e sono forti sono anche motore di crescita personale per chi ci partecipa, perché decide di mettersi in gioco, perché decide che deve darsi gli strumenti per capire il mondo e per agirlo. Il modo per uscire dall'ambito scolastico sono le associazioni, è l'impegno civico, può essere in un'associazione come può essere anche in altre realtà, penso alla protezione civile, penso anche ai gruppi di scout, voglio dire, è un modo per agire la propria vita. Questa è fondamentalmente la grossa differenza. Certo, un partito ha un'ambizione in più, ma ha una struttura e una missione molto blindata sulle regole dell'elezione democratica. Questo dovrebbe fare un partito, okay? Un'associazione può andare un po' oltre, può immaginare anche quello che ancora non è scritto.
Giuseppe, tu invece diciamo nel vostro piccolo con altri ragazzi udinesi hai un altro esempio diciamo di cittadinanza attiva, responsabile. Esatto. Cioè quando mi hanno chiesto di parlare di qualcosa di responsabile, di civile dal punto di vista dei giovani, a me è venuta subito in mente La Seppia, che io porto qua tra le mani. È una rivista letteraria indipendente, nata a Udine, assolutamente autofinanziata da giovanissimi, tra i 20 e i 21 anni, 6 componenti della redazione, io sono uno dei redattori. Quando abbiamo finito il liceo, nel 2018, abbiamo deciso di fondare questa rivista, abbiamo presentato il progetto nella libreria Friuli di Udine, è nato un cartaceo molto raro oggi come oggi. Abbiamo presentato... Poi controtendenza, no? Esatto, un po' in controtendenza. Che cosa contiene La Seppia? Contiene racconti e poesie inedite, scritte da esordienti, ma anche da scrittori che si confermano nel loro operato. C'è anche un sito, www.laseppia.it, quindi c'è sia il cartaceo che il sito con contenuti assolutamente differenti, fotografie sul sito. E potete anche partecipare se qualcuno Esatto, se c'è la possibilità di partecipare, è un progetto in piena attività che si sta evolvendo. E perché secondo te, cioè perché dici questo è un progetto di cittadinanza? Beh, diciamo che dei ragazzi così giovani che a un certo punto della loro vita, non vedendo più uno spazio dove potersi esprimere come erano i giornalini scolastici che credo ci siano anche oggi nelle vostre scuole, non trovino più un luogo dove esprimersi, decidano poi di fondare una rivista letteraria sia veramente un esempio un luogo concreto dove trovare un'attività, una volontà di mettersi all'opera e di fare qualcosa per la società che abbiamo intorno, qualcosa che mancava in questo territorio in questa forma e che oggi invece può trovare compimento e concretezza. Insomma, sono esempi diversi di, come dicevamo, di essere anche in prima linea. Marco, lascio a te l'ultimo intervento circa, più o meno. No, io la farò breve. Va bene. Nel senso che io faccio associazionismo, però non mi sono mai, come si dice, sentito così preso dal fatto che fare associazionismo sia molto legato alla politica. Però ultimamente anche con la maggiore età una cosa e l'altra riesco a viverla in maniera diversa questa cosa del fatto che in un'associazione di cui faccio parte alla fine del percorso le persone scrivono un documento nel quale elencano vari impegni che prenderanno nel futuro, e tra il quale c'è anche la possibilità di prendere un impegno politico e di partecipare attivamente all'attività politica del paese. E fino a appunto qualche anno fa, un po' perché non mi sono mai voluto informare bene una cosa e l'altra, non ho mai conosciuto, non eri diciamo interessato a quell'aspetto. Pensato a questo collegamento tra l'associazionismo e la politica. Beh, di fatto anche il fatto di avere uno statuto, delle regole, dei verbali che vengono stilati, eccetera, questo fa di tutto un po' una cosa organizzata. Velocissimo perché ho bisogno... Chiosino, il nostro motto dell'associazione è di gandhiana memoria. Sii tu il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Vabbè, direi che sta a voi, cioè sta proprio a voi, che sia 16 anni, 18 anni, però dovete essere determinanti nelle scelte future. Assolutamente. Allora, innanzitutto ringrazio la regia, Tommaso Ravo e Martina Berardo, ringrazio tutti i nostri ospiti per i vostri interventi, la vostra testimonianza e la vostra partecipazione, naturalmente voi ragazzi. Prima di chiudere, intanto passate un microfono a Joy, che così dopo, quando gli do io l'ok, parlerà. Io vi ricordo un appuntamento molto importante, parleremo di Sapremo in una delle prossime puntate, però Sapremo, acronimo di salute, protagonisti, emozioni, è il progetto sperimentale di educazione alla legalità, sensibilizzazione alle scelte di salute e prevenzione dell'utilizzo di sostanze psicoattive che il Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale ha avviato da circa 1 anno e mezzo. Ne abbiamo parlato anche nella prima puntata per la collaborazione con la consulta degli studenti di Udine proprio. In collaborazione appunto questo progetto con il supporto della Questura di Udine, l'Ufficio Scolastico Regionale
Confindustria Udine, Comune di Udine e Danieli SPA. Io vi ricordo un appuntamento, il primo di una lunga serie di appuntamenti, questo qui è fissato per il 27 di febbraio alle 20:45 al Teatro Palamostre. Si terrà una conferenza dal titolo Adolescenti navigati e genitori influencer con il dottor Matteo Lancini, psicoterapeuta dell'Istituto Minotauro di Milano. Se volete partecipare alla serata potete scrivere a eventisapremo@gmail.com o rivolgervi semplicemente digitando Sapremo sui motori di ricerca, accedere al form per l'iscrizione. Un evento insomma importante e interessante. Noi la scorsa puntata abbiamo parlato proprio di influencer, social e quant'altro. Chiudiamo con Joy, veloce. Allora, io volevo... oggi è il compleanno di mio padre, quindi gli vorrei mandare i miei auguri anche dalla TV. Bene. Quindi, papà, tanti auguri di buon compleanno dei tuoi 51 anni. Allora, auguri, grazie ragazzi. Prima di chiudere vi ricordo che la replica di Effetto Friuli Giovani andrà in onda domenica alle 21 e noi ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a tutti, ciao.